Questa comunque l'ho commentata molto in diretta la partita di prima. Ehm, e in pratica è una partita in cui ho vinto molto rapidamente mangiandomi diversi pedoni. Eh, allora, qui E5, io ho provato a fare la scandinava. E5, qual è il problema di E5? La variante migliore qui è prendere per mettere questa donna posizionata male, che infatti è l'idea strana della scandinava. E la cosa che vi consiglio appunto è prendere il pedone e poi sviluppare il cavallo in C3 attaccando la regina che si è sviluppata in D5 per farla poi allontanare. I5 rientra in una variante di spinta della francese peggiorata, cioè sembra quella, però mi dà la possibilità di sviluppare questo alfiere. Ora qui vi dovrei fare il paragone ed è un po' difficile. Mi sono perso quale sarebbe la sfida difficile? Non mangiare. Essere a digiuno per ora. Grande Noemi, sempre attenta. Sì, sei splendida come stai, grazie, me lo dicono spesso. Soprattutto me lo dice chi gioca a LOL. Ok, Donna F3 non lo so, vuole provare il matto del barbiere ma non ha come darmelo. Ehm, quindi vi dicevo, mi spinge questo pedone, io con questo controllo la sua possibile spinta e nel mentre me lo vado ad attaccare. Infatti lui me l'ha lasciato sotto. Ci può essere l'idea dello scacco qui, ma io banalmente me ne ritorno col cavallo indietro e non lascio niente in presa. Cosa che onestamente penso che farò anche ora. E la mia idea ora è preso il pedone, spingere 5 e controllare il centro. Ragazzi, il centro, vi ricordo sempre, è una cosa su cui insisto un sacco, è fondamentale. Però prima di questa forse preferisco fare cavallo F6. No, comunque la fame si sta facendo sentire. No, la fame di successo. Quella si fa sentire sempre. Quante cazzate, quante cazzate. Comunque, cavallo F6 è proprio nella logica di oggi, domani un concorso. Cioè, intanto sviluppa il cavallo e poi si vede. Ehm, ok. Comunque, secondo me Chess Fortress non sta seguendo più. Che delusione che sei, Artemio. Ehm. Allora, mi ha fatto H3, ragazzi, non capisco il senso. Queste sono mosse che non dovete fare. In apertura, consiglio a tutti. Quindi siamo nella rubrica consigli del maestro RM, anche se in realtà il vero nome sarebbe RGGFMM. Sono io ho 6 nomi, non so se questo ve l'ho mai detto, che sono Riccardo, Gerardo, Gabriele, Francesco, Maria Martuturi. Rigorosamente da dire in extra bit. Importantissima questa cosa. Comunque, il consiglio del maestro è sviluppate i pezzi, non fate ste cagate. Perché sono mosse che non servono, io non sto minacciando niente. Quindi voi dovete pensare in apertura, sviluppo i pezzi. E vi dico che sembra che io stia facendo qualcosa di complicato. Arriveranno le partite in cui le partite complicate in cui nelle partite forse anche dove mi faranno il culo, perché comunque salendo di livello succederà di incontrare, che ne so, un MI, comunque qualcuno forte, un maestro fida. Ehm, però mm, non sto facendo niente di semplice, cioè ho attaccato un pedone e me lo sono mangiato. Mi fa H3 che non è niente di qua. Manca il beat di DJ Geco. Quando si deciderà questo ragazzo, che è un forte DJ, un forte producer, eh, io potrò anche rappare mentre streamo. E vi volevo chiedere questo, ma che tipo di musica vi piace? Cioè, durante uno streaming, perché ragazzi, secondo me, lasciando perdere la mia voce, cioè, che c'è solo la mia voce in pratica, ma io mi sento un po' solo quando streamo. Cioè, mi piace infatti tantissimo quando scrivete, perché così posso sparare cazzate con voi e ci divertiamo assieme. Come direbbero dei miei amici, ci gasiamo. Ma vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Death metal, ma come death metal? Death, scusatemi. Grande Pachi, ma penso che ascolti Pachi, suppongo. Grande Apple Juice 27. Che musica vi piacerebbe sentire durante la streaming?
Little Tony. Era uno sguardo d'amore. Ok, questa è la spada nel cuore. Comunque, meglio Iannacci allora a quel punto, no? Giovanni Telegrafista. Esatto, esatto. Bravo Cornelia. E nulla più, e nulla più. Piri piri piri. Eh... Ma sei ai Dani? Stellato, io ti sto amando. Io ti sto amando. Io vorrei fare. Mi piacerebbe fare freestyle. Il frontino, io sono di Catania. Comunque, mi devo un attimo sbrigare. Perché qua sennò perdo per il tempo. Vabbè, faccio Alfiere G6. Anche questa sto giocando molto safe. Perché la mia idea è che, siccome la donna sta attaccando qui, non voglio dargli possibilità d'attacco, così posso sviluppare l'alfiere. Questa ci può stare, ma qua vado a giocare donna B6 intanto. Comunque, ci sta la musica di atmosfera. Allora, di dove sei? Già ho risposto di Catania. I cori del Boca Juniors, bellissimo, voglio provare, vi giuro che proverò se posso. Che poi sono anche curioso di come fanno i cori del Boca Juniors. La musica d'atmosfera ci sta. Eh, ci sta un sacco, è una cosa che pensavo. Vi dico lì la cosa è se devo giocare o se devo giocare e spiegare molto. Se devo giocare e spiegare molto, io in realtà, anche se lo faccio male, però mi piace fare freestyle. Quindi, boh, sarebbe carino fare freestyle mentre gioco. Qui c'è un alfiere C7 che mi dà fastidio, quindi lo tolgo. Nel mentre metto una torre che potrebbe attivarsi. Oggi, domani un concorso. Ehm, quindi se vi piace una streaming. Cioè, però, ditemi questo. Secondo voi, anche secondo voi manca della musica in sottofondo, giusto? Ditemi se ho ragione o se ho un'impressione mia. Perché ragazzi, io ora streamo, ma non seguivo tanto. Cioè, io faccio tante lezioni, tanti allievi. Però non sono un abitué di Twitch, cioè non l'ho mai seguito granché. Quindi ditemi se secondo voi pure le live sono un po' vuote senza musica, cioè se serve. Facendo vedere la musica serve sempre, ma quello è un altro discorso. Cosa ne penso del Gambetto Banco? Non l'ho mai giocato, però mi sembra molto interessante. Alcuni dicono che sia confutato, ma secondo me appunto, cioè, poi dipende dal livello. E alle volte si hanno bellissime posizioni, quindi comunque a me piace il gambetto bianco in generale. Però non sono un esperto, non voglio dire, insomma, peccare di hubris, come dico molto spesso. Io ho il pedone in più, quindi cambiare le donne, voglio giocare appunto safe, anche perché ho pagato un sacco. E ho relativamente poco tempo, anche se in 3 minuti e 50 ce la faccio tranquillamente. Ehm, il Mazza. Cavallo H5 è un'idea, però secondo me ci starebbe. Grazie, insalata. Cavallo 5, cioè cavallo H5 si poteva giocare, però il suo alfiere in F4 ho detto boh, l'avrebbe cambiato lo stesso. Poi comunque gli è arrivata un cavallo, cioè non volevo togliere l'alfiere da qui, che il mio alfiere lì non gioca. Quindi per questo, però era una mossa che ci poteva stare, l'avevo pensata. Quindi assolutamente. Ho cambiato e ho una struttura pessima. Quindi a questo punto posso andare a prendermi il centro del tutto, gioco i 5, vado a giocare sull'ingresso di questi pedoni, ho un pedone in più e lui ha una struttura pedonale pessima, perché ha mosso dei pedoni un po' ad muzzum, mettiamola così. Ma figurati. Lil Malza. Comunque non farei freestyle trap. In ogni caso, grazie Alessandro49 per il feedback, appunto, concordo. Ehm, concordo perfettamente. Eh, quindi ok, cioè volevo capire un po' questo.
Appunto, qui mi sta minacciando praticamente che se gioca poi G4 e fa H5 potrei andare a... Scusate per i rumori di sottofondo. Potrebbe andare a prendermi il pezzo, quindi gioco H5 preventiva. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. A questo punto vediamo che fa. Ho ancora solo un pedone in più, però secondo me a breve potrei portarlo a casa. Vediamo quanto il mio avversario regge. Ehm, Più che altro qui il problema suo è che avendo il centro io, per lui è difficile giocare con i pezzi. Cioè se vedete i suoi pezzi, una cosa che vi consiglio di fare durante la partita è vedere proprio l'attività dei pezzi. E i suoi pezzi non sono per niente attivi. Poi appunto si potrebbero attivare, cioè ancora la partita si gioca tranquillamente. Però insomma, eh, non è facile. Cavallo 1, mossa che mi piace, ci sta come idea, provare ad attivare i pezzi. Io gioco torre 8, la sua idea è che appunto vuole provare ad attivare questo alfiere. Io nel mentre proteggo il pedone e minaccio di spingerlo. Qui prendo, potrei anche spingerlo, quindi lo spingo. Ehm, e ho un pedone, il cosiddetto pedone passato. E... Devo andare veloce. Ok, va bene, il mio avversario non si è fatto il conto, ha perso un pezzo. Consiglio, per contare se dovete prendere o no, dovete pensare questo. Il difensore è sempre in vantaggio. Comunque qui mi sta minacciando doppio, quindi lo vado a proteggere. Il difensore è sempre in vantaggio. Quindi per poter guadagnare materiale, l'attaccante a parità di materiale deve essere in vantaggio appunto di attacchi. Quindi questo è un po' il consiglio che vi do, che il mio avversario non ha seguito perché qui ha perso velocemente. A questo punto la mia logica è sempre quella, perché ragazzi voglio giocare in modo semplice, sono in vantaggio e voglio cambiare pezzi, quindi provo a cambiare pezzi, peraltro peggiorando anche la struttura pedonale. E poi la vittoria arriva facile. Ve l'ho detto, se possiamo giocare semplice e concretizzare velocemente, perché fare qualcosa di complicato? Ci saranno le partite in cui dovete giocare complicato, ma quando prendete vantaggio semplice, teniamocelo, portiamocelo a casa e addios, come diceva qualcuno di grosso. E in quel caso realmente grosso. Secondo me ora io riceverò dei messaggi, oh ma come sei in live? E invece no. Ma che bastardi. Un insulto a MacBook, che non mi riferisco alla Apple. Così, glielo riportate. Ok, vabbè, mi ha dato anche la torre. Io ora ho torre in più, diciamo che non c'è tanto da fare. Mangio anche il pedone. Minaccio di tornare indietro. Se mi gioca torre C1... Ah no, vabbè, ma c'è il pezzo sotto. Ok. Minaccio anche di giocare cavallo D4. Insomma, la partita sta finendo. Il cavallo non ha case, quindi che cosa posso fare? Lo attacco. Gioco B5. A questo punto, ecco, se gioca torre C1 ora posso fare cavallo D4 con l'idea che se prende posso giocare cavallo E2. Lo vedete lo vedrete se mi giocherà torre C1, anche se in realtà ora prendo un materiale. Ok, niente, non se l'è fatta fare, quindi presa. Io nel mentre che cosa ho fatto? Ho cercato di oscurare il cavallo. Volevo che il suo cavallo non giocasse più. Questa era l'idea. E qui continuo a voler cambiare pezzi. Come vedete, appunto... eh, come vedete, non sto facendo niente di complicato. Anche qua. Ma non ve lo dico per spacchiamento, cioè per vantarmi, perché non c'è niente di cui vantarmi. Cioè, almeno in questo momento. Ma perché voglio farvi capire che non è difficile alle volte portare a casa una posizione dove avete vantaggio.
basta provare a giocare semplice. Invece se siete in svantaggio dovete complicare all'inverosimile, perché giocare complicato chiaramente è qualcosa che può mettere in difficoltà il vostro avversario. Torre di 8, idea di entrare con la torre in più, lui comunque mi ha cambiato il materiale, quindi ha fatto il mio gioco in pratica. F4 io do uno scacco intermedio perché è nel mezzo nella variante. Grande il Lucco, grande Neco 993 e grande Gio Ferloni 03. Alfiere D4, quindi qui il re è tagliato, il cavallo è fuori gioco, insomma abbastanza semplice andare a vincere qui. Non che prima non lo fosse, però insomma lui appunto mi sta anche aiutando. Prova uno stallo che non ci può essere in nessuna vita perché appunto ha diverse spinte pedonali. Quindi io qui gioco C4. L'idea è semplicemente crearmi un pedone passato e vincere grazie a quello. Insomma, aiutarmi un po' col matto. Allora, qui devo dare matto in... allora, alfiere 3, torre B2. Vabbè, niente, devo giocare questa. Non è stallo perché? Perché non è stallo perché appunto, oltre che può andare qui, che era la mossa che appunto mi infastidiva, ha tante spinte di pedoni. Ora lui poi ho fatto un tatticismo che si chiama, un tema tattico che si chiama deviazione. Mi interessava che il re non fosse più qui, non proteggesse più qui, ma proteggesse, ma andasse qui. E quindi vado a mettere il pezzo dove voglio. Questo tema si chiama deviazione, non so se lo conoscete. Cioè faccio andare il pezzo di dove voglio. Poi qui appunto è più semplice da usare, in altre posizioni molto meno. Allora ho un minuto, quindi devo un attimo sbrigarmi, ma qui il matto arriva imparabile con... ora voglio vedere dove va. Ok. Donna C4. C'è matto alla prossima e qui lo diamo in E2. Ok. Allora, andando un attimo a rivedere la partita, lui ha fatto subito quest'uscita insensata. Vi dicevo, contro la Scandinava dovete giocare, secondo me, presa, cavallo C3. E sviluppate i pezzi, banalmente. Cioè, giocate D4, giocate cavallo F3, giocate alfiere C4, sviluppate i pezzi. Se invece lui vi gioca, che ne so, questa, potete o giocare con D4, ripresa C4. L'idea è quella di prendere col cavallo perché è un pezzo migliore della donna con cui prendere. Oppure potete giocare anche banalmente cavallo C3 su presa alfiere C4, con idea anche di entrare e giocare su F7. Lui ha fatto punte 5 che non ha tanto senso. L'idea che vi dicevo in partita, che ricorda un po' una variante di spinta, è perché se mi va a giocare C3, cavallo C6, D4, io qui posso fare alfiere F5. Ed è molto simile alla variante di spinta della francese, perché nella francese, cioè con E6, D4, D5, E5, C5, C3. Se voi vedete questa posizione e questa posizione è praticamente la stessa, ma qui l'alfiere gioca, quindi per questo è migliorata. Non so quale sia stato l'errore grave che ho fatto, ma sti cazzi, sarà qualche cazzata. Prendetele con le pinze queste cose quando dice errore grave e cose simili. Presa, donna G3, torno indietro, a quel punto ho guadagnato il pedone. Che cosa ho fatto, ragazzi? Ho sviluppato i pezzi. L'unica cosa qui è stata alfiere G6 perché, siccome l'alfiere si toglierà da qui, non voglio lasciare questo sotto. Alfiere G6, alfiere F4, donna B6, questa, e alfiere G5. Ora qui in realtà sì, potevo giocare cavallo H5 come è stato suggerito, però non mi piaceva tanto, ma era una mossa ottima comunque. Però poi l'alfiere deve tornare indietro, insomma, per non muovere troppe volte questo alfiere. Ma è una mossa validissima e fate bene a pensarla. Quindi non mi ricordo chi l'ha detto onestamente in questo momento, ma quello l'ha detto molto bravo comunque come logica.
Poi andate a cambiarmi tutti i pezzi, io cambiando i pezzi ho tenuto il pedone e poi niente, mi ha sacrificato un pezzo qui senza motivo. E quindi perdendo 2 volte materiale, prima il pezzo ora e poi il pezzo dopo, ha avuto una torre in meno, più tutti i pedoni in meno e insomma, diciamo che lì è difficile da difendere. Detto ciò, ragazzi, sono le 3:08, sono andato un pochino oltre quello che mi aspettassi. Vi dico, spero che faremo più live dal 23 poi in poi. No, 23, scusatemi, dalla settimana prossima in poi. L'appuntamento fisso è il martedì alle 2:30, il venerdì è più o meno allo stesso orario, poi magari inizio un po' prima, un po' dopo, quindi voi dalle 2 cercate di essere vigili più o meno, mettetevi le notifiche su Twitch così vi arriva. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!